essere. Tempesta con vento fortissimo a Zero Branco nel Trevigiano, un albero crolla in strada centrando un'auto in corsa con una mamma e 2 figli, 3 feriti ma vivi per miracolo e portati in ospedale. Migranti a Treviso, il nuovo bando della prefettura che di fatto destina la gran parte dei nuovi arrivi ai comuni che finora si sono opposti all'accoglienza, sindaci sul piede di guerra e imbarazzo del centro-sinistra. Tragico schianto fra 2 mezzi pesanti in A4 nel Veneziano, un morto e 2 feriti gravi, tra i quali un minore, perdita di gasolio sulla carreggiata, traffico nel caos, 12 km di coda. Notte di follia in un B&B di Verona, lite fra 2 operai portoghesi per una sigaretta negata, uno dei 2 sferra una coltellata all'altro che muore dissanguato, 37enne in questura. Il maltempo della notte danneggia Paico e allestimento dell'Home Festival a Treviso, la data di stasera cancellata, domani ritorno della Kermesse, delusione e rabbia tra i fans arrivati anche da Londra. La Procura di Roma apre un'inchiesta e mette nel mirino le ispezioni di Banca Italia. Finalmente si proverà a fare chiarezza e esultano i comitati dei risparmiatori. Una sgradita sorpresa per i dipendenti di una ditta vicentina quando hanno aperto alcuni sacchi di merce proveniente dalla Corea. Dentro c'era un grosso ragno velenoso. Mostra del cinema, oggi al Lido il giorno di Robert Redford e Jane Fonda, premiati con il Leone d'Oro della carriera. Intanto a Venezia è arrivato George Clooney con la moglie Amal. Ben ritrovate, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Lo avete dunque sentito dai titoli. In primo piano la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta nel pomeriggio nella Marca, zona maggiormente colpita quella di Zero Branco, con pioggia ma soprattutto fortissime raffiche di vento. Qui 2 grossi alberi secolari sono caduti sulla strada, uno di questi ha centrato in pieno un'auto in quel momento ferma alla rotonda in attesa di mettersi sulla Noalese. La Renault Megane con a bordo una mamma e 2 bambini, come potete vedere dalle immagini, è stata centrata dalla grossa pianta. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco e dei sanitari del SUME che hanno estratto dalla vettura la donna e 2 bambini vivi per miracolo, tutti portati alla Cafoncello. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Un altro furgoncino che stava transitando in quel momento è stato colpito dall'albero che ha distrutto il lunotto posteriore del mezzo. Altri alberi sono stati sradicati dalla forza del vento in altre zone del comune. Migranti, il nuovo bando della prefettura che di fatto destina la gran parte dei nuovi arrivi ai comuni che finora si sono opposti all'accoglienza, manda su tutte le furie i sindaci. Sentiamo. I numeri sono lì, nero su bianco, quelli dei nuovi migranti di cui ciascun comune della Marca dovrebbe prendersi carico, soprattutto quelli che finora hanno detto no. Sindaci leghisti sulle barricate dopo la pubblicazione del nuovo bando per l'accoglienza dei richiedenti asilo da parte della prefettura, che dovrebbe consentire di far fronte agli arrivi da ottobre a fine anno, ma anche di alleggerire le strutture ancora sovraffollate, dall'ex caserma Serena di Dosson all'ex Zanusso di Oderzo. 6 milioni di euro a base d'asta per gestire 1880 migranti. Alcuni comuni non hanno raggiunto la quota stabilita dall'ANCI, come Castelfranco, dove di profughi ce ne starebbero, secondo i conti dell'ufficio del governo, altri 104. Invito il prefetto, il signor prefetto, a dire al Ministero che Castelfranco, accogliente cittadina della Marca trevigiana, non è disposta ad accogliere migranti che sappiamo essere per l'80% clandestini presso strutture del pubblico ente. 82 la quota ancora spettante a Conegliano, 103 a Montebelluna, 37 a Riluttante Volpago, 59 a Paese, 55 a Villorba, dove il sindaco Marco Serena in una nota ironizza su un bando che lede la libera concorrenza di un mero business. Damiane, che secondo la prefettura dovrebbe ospitarne 11, Angela Colmellere conferma al prefetto il suo no. Strutture pubbliche libere non ce ne sono e qualora ne avessi le destinerei ai miei cittadini in difficoltà, taglia corto, ma nella conta finiscono anche molti comuni di centrosinistra, da Preganziol con 38 migranti a Silea con 33. Spazi comunali, ribadisce il sindaco Cendron, non ce ne sono. Noi siamo all'interno di chi è favorevole a un'accoglienza diffusa, tuttavia non avendo strutture pubbliche da mettere a disposizione, ci siamo messi a disposizione come risorse umane e organizzative. Comune pronto ad
agevolare eventuali privati che volessero accogliere i migranti. Non così Castelfranco. È lo specchietto delle allodole dei 35 euro al giorno che stuzzica magari qualche privato o qualche speculatore a rendere disponibili degli spazi. Quando dovessero per qualsiasi motivo esserci dei problemi, non vengano a bussare alla porta del municipio. E sull'argomento è intervenuto anche il governatore Luca Zaia. A Roma pensano che gestire i flussi migratori significhi smistare gli immigrati nei comuni, invece gestire i flussi migratori significa fare quello che hanno deciso nell'accordo di Parigi, ma che dovevano aver deciso 5 anni fa, ovvero fare i centri di prima accoglienza a casa loro, lì rifocillarli, lì curarli e lì soprattutto identificarli, in maniera tale che quegli 8 immigrati su 10 che non sono profughi se ne restano in Africa e noi ci portiamo a casa con corridoi umanitari i profughi veri. Notte di follia in un bed and breakfast di Verona, lite fra 2 operai portoghesi per una sigaretta negata. Uno dei 2 sferra una coltellata mortale all'altro e lo uccide. Una lite violenta per una sigaretta negata finché non è spuntato un coltello. E poi il sangue, tanto, troppo. Un fendente che recide l'arteria femorale e non lascia scampo alla vittima. Si consuma così una notte tragica in un bed and breakfast nella zona sud di Verona. Una discussione fra 2 cittadini portoghesi facenti parte di un gruppo di 7 operai, sempre portoghesi, che si trovavano in città per lavoro ed erano stati alloggiati nella struttura turistica. Istanti di follia, le grida e la chiamata al SUEM poco dopo le 21, ma i medici non hanno potuto fare nulla per uno degli operai, il 58enne Joaquim Manuel Fajardo Moio, morto per dissanguamento. Assieme ai sanitari arriva anche la polizia, la squadra mobile con la scientifica, struttura sotto sequestro e indagini serrate. Al momento c'è un 37enne fortemente sospettato dell'omicidio, ma non c'è ancora un arresto o un fermo. Le indagini degli investigatori in queste ore sono volte proprio a capire come sia nata e si sia sviluppata la tragedia e accertarne la responsabilità. Una sigaretta negata sarebbe stata la miccia che ha fatto accendere il fuoco del dramma. Assurdo e incredibile. E torniamo a parlare del maltempo, danni all'Home Festival di Treviso, cancellati i concerti di stasera, tra cui quello di Liam Gallagher, la decisione a mezzogiorno, fans infuriati. Home Festival a mezzogiorno, la notizia è ufficiale, sospesa la serata di oggi, il maltempo delle prime ore di stamattina miete una vittima eccellente, annullato il concerto dell'ex Oasis Liam Gallagher, il violento nubifragio e le forti raffiche di vento hanno danneggiato palco, allestimenti esterni, impianti elettrici. Dopo un sopralluogo con l'organizzatore Amedeo Lombardi, i vigili del fuoco ordinano lo stop, mentre all'ex dogana arriva anche il sindaco Giovanni Manildo con la polizia locale, l'area viene chiusa e i ragazzi che arrivano uno dopo l'altro per assistere alla serata evento vengono rimandati indietro. Lo fanno all'aperto, sanno che le condizioni del meteo possono essere variabili, visto che appunto non è un concerto da 800 persone, vi organizzate e fate in modo che questi problemi possano essere risolti, punto. Delusa? Molto, molto. Sono venuto dall'Abruzzo, però più per lui che per Liam, che non lo vedevo da tanto, mi dispiace, passeremo 3 giorni a Treviso, non fa niente. Approfitteremo per illustrare la città. La cosa che non si capisce è perché non fanno il rimborso dei soldi del campeggio pagato da noi. Io da Bari. Quando sei arrivato? Sono arrivato circa un'ora fa, siamo partiti stamattina alle 4 e l'abbiamo saputo forse troppo in ritardo. Annullata solo questa serata, da domani la festa, già blindata dalle misure antiterrorismo, ricomincia, ma su Facebook i commenti contro gli organizzatori sono feroci, tanto che nel pomeriggio interviene anche l'assessore al turismo Paolo Camolei. Davanti a un fatto come questo dovrebbe prevalere il principio di solidarietà, visto che si è voluta garantire la sicurezza, dice, dovrebbero ricordarlo certi leoni da tastiera. All'indomani della morte sul lavoro dell'operaio quarantenne Andrea Danieli, l'appello della CGIL a non vivere con fatalismo quella che i sindacati considerano la prima delle emergenze. Se si rispettano le regole e sostengono il caso sfortunato, non esiste. I morti sul lavoro non sono mai frutto della fatalità. Il fato nel lavoro non c'è. Ci sono regole, c'è la sicurezza, ci sono leggi scritte. Il rispetto di quelle leggi, il rispetto della contrattazione comporta il fatto che non ci sono morti sul lavoro.
Non si parli di tragica fatalità per la morte di Andrea Danieli, il 40enne operaio di Cavarzere folgorato dai cavi dell'alta tensione mentre lavorava su una piattaforma. L'appello arriva dalla CGIL veneziana che sta cercando di raccogliere informazioni sull'accaduto. Nonostante i morti sul lavoro in Veneto siano leggermente in calo rispetto allo scorso anno, puntano il dito i sindacalisti, restano circa 1 alla settimana. Un numero inaccettabile, come qualsiasi altro, superiore allo 0. Inoltre, se per le morti la situazione si è un po' stabilizzata, gli infortuni sono in netto aumento. I morti sul lavoro ci sono perché i tempi di lavoro sono sempre più stretti, perché il lavoro è sempre più flessibile e precario, perché le persone sono ricattate e devono fare delle cose che non dovrebbero o non potrebbero fare. Fondamentalmente il rispetto della legge della contrattazione non porta a morti sul lavoro. Non si dica mai che si muore per fatalità, non esiste il caso. Non si tratta di introdurre nuove norme di sicurezza, sostengono dalla CGIL, ma di trovare il modo di far rispettare quelle esistenti anche quando sul posto di lavoro non è presente un sindacalista. Cerchiamo sempre di parlare con i lavoratori all'interno del cantiere, però poi non siamo in cantiere 24 ore su 24, quindi non possiamo sapere cosa succede dopo, però non possiamo neanche arrivare a questi punti dove un ragazzo è partito la mattina e non è più tornato a casa. Congresso di inizio anno della FISM, al centro le linee guida per le scuole, ma soprattutto la questione vaccini con la nuova legge sull'obbligatorietà per l'iscrizione a scuola. Vediamo. Meno 13 giorni all'inizio delle scuole e con l'avvicinarsi del giorno X cresce l'incertezza tra i genitori alle prese con scadenze, documenti e preoccupazioni. Un caos al quale ministeri della salute e dell'istruzione cercano di portare un po' d'ordine con una nuova circolare indirizzata alle famiglie i cui figli non hanno ancora ricevuto le 10 vaccinazioni obbligatorie. La disposizione prevede solo per quest'anno scolastico, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, si potrà autocertificare di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate. Uno sgravio per i genitori, soprattutto di quei bambini che frequentano nidi o materne con la scadenza del 10 settembre dietro l'angolo. Ma la FISM, riunita in un convegno per gettare le linee guida di quest'anno, punta a chiarire che la parola d'ordine è inclusione nel rispetto naturalmente della legge. In questa fase, a mio avviso, tutti noi come FISM, come gestori, come dirigenti, ma lo stesso personale docente deve avere un atteggiamento sicuramente di rispetto della normativa di legge, ma nel contempo di non creare inutili allarmismi, perché non c'è nessuno che rifiuta nessuno. Si tratta di una fase transitoria che servirà per regolarizzare tutte le posizioni e per aiutare i genitori a capire meglio la legge stessa. Un accompagnamento delle famiglie, facendo capire che qui non c'è un obbligo cattivo contro la salute dei bambini, ma c'è invece l'interesse alla salute dei bambini, che è un bene per le famiglie ma lo è anche per tutta la società. Sul nuovo ospedale di Padova la giunta Giordani sta perdendo tempo. L'ex sindaco Bitonci boccia la soluzione nuovo sul vecchio, stronca la possibilità di costruire l'ospedale fuori Padova, così come quella in zona Padova Ovest. Non resta che Padova Est, come stabilito da tempo da accordi con la regione. Perdendo tempo, è 30 anni che si parla di ospedale, l'accordo di programma è pronto, già firmato alla Regione e all'Università, se vuole il sindaco Giordani lo firma in una settimana. Insomma, ma che cosa ci vuole? Si chiedono i componenti delle opposizioni in Consiglio Comunale. Il sindaco firmi l'accordo di programma già benedetto a suo tempo dall'ex rettore Zaccaria e dal presidente Zaia. Niente nuovo su vecchio, non funziona. Bitonci, dopo averlo sostenuto nella sua campagna elettorale del 2014, in Regione si convinse che non andava più bene. Buon senso dice si utilizzino le aree a Padova Est che sono già disponibili. Fuori Padova non se ne parla, chiaro che i comuni della cintura si fanno avanti davanti alle indecisioni di Giordani, ma sarebbe un delitto. E a chi vuole rispolverare Padova Ovest? Che è una cosa, direi, di una gravità anche questa assoluta. Sappiamo a priori che Padova Ovest costa 100 milioni di euro in più. Insomma, l'opposizione è compatta contro l'eventualità di lasciare il polo sanitario in centro storico e chiederà un consiglio comunale con un tema unico, il nuovo ospedale. Se il sindaco Giordani, dice Bitonci, presenterà un ordine del giorno per Padova Est, noi glielo votiamo, cioè se
la gruppo Lorenzoni e Company non glielo votano, non si preoccupi che noi non gli facciamo la mozione di sfiducia in Consiglio Comunale, noi glielo votiamo a favore. Ecco. Non ci sono alternative all'ospedale a Padova Est, lo ha ribadito il presidente del Veneto Zaia. Ma è impraticabile al punto tale che non c'è solo l'opposizione della Regione ma anche dell'Università, che è la realtà per noi di riferimento, che anche lei sostiene facciamolo nuovo fuori. Che potrebbe voler dire una maxi richiesta danni al Comune da parte della Regione per le somme spese in più rispetto alle aree già disponibili di Padova Est. Ci spostiamo nel Vicentino, 5 automezzi sono intervenuti a Malo per spegnere l'incendio di un tetto di un'abitazione, edificio inagibile e famiglia evacuata. Pauroso incendio a Montemalo ieri sera intorno alle 20:30. I vigili del fuoco di Vicenza, Schio, Arzignano e i volontari di Tiene sono intervenuti per spegnere le fiamme di un tetto ed evitare che si propagasse l'intera casa. L'incendio si è sviluppato nel sottoportico di una casa in via Campi di Sotto, fortunatamente vuota in quel momento, per poi bruciare completamente il tetto. Le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai sono terminate dopo circa 5 ore. Le cause del rogo sono ancora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Una sgradita sorpresa per i dipendenti di una ditta vicentina quando hanno aperto alcuni sacchi di merce proveniente dalla Corea. Dentro c'era un grosso ragno minaccioso. Non era così terrificante come la gigantesca tarantola che imperversava in uno dei classici della fantascienza anni 50, ma l'urlo di paura l'ha fatto scattare lo stesso i dipendenti di un'azienda di produzione e applicazione di resine di Romano De Zelino, la Allnex Italy. Capita quando tra i sacchi di alcune merci provenienti dalla Corea spunta un arachnide sconosciuto e minaccioso. È successo martedì scorso, i sacchi erano giunti dall'Asia via nave sbarcati al porto di Venezia e di qui poi alla ditta Berica, finché da uno di essi è uscito il ragno. Dopo il primo momento di panico la chiamata a un veterinario che ha segnalato l'accaduto al museo Esapolis di Padova per un parere degli esperti. L'arachnide, che fortunatamente non è scomparso nei meandri del magazzino, è stato così raccolto e sottoposto a un'analisi morfologica. Si tratta di una steatoda grossa, un ragno apparente e molto simile alla vedova nera, ma meno velenoso, anche se possiede un veleno neurotossico molto simile. Si tratta di una specie cosmopolita, si trova cioè dappertutto nelle aree temperate del pianeta, nonostante la sua provenienza dalla Corea evochi scenari spesso inquietanti. L'esemplare ora si trova proprio ad Esapolis per essere ammirato e non far più rischiare infarti a dipendenti e operai. Chiude da oggi per motivi di sicurezza lo storico liceo artistico Pietro Selvatico, l'appello di 60 docenti alla provincia perché non venga abbandonato del tutto, il problema è la mancanza di fondi per il restauro. 60 docenti del liceo artistico Pietro Selvatico si oppongono alla chiusura dell'edificio. Lo scrivono in una lettera aperta indirizzata alla provincia di Padova. Perché tanta fretta nel chiuderlo se giusto l'anno scorso era stato adeguato alle norme antincendio? Chiedono al presidente della provincia Soranzo. In realtà lo storico e monumentale palazzo, di proprietà del comune ma la cui manutenzione straordinaria è a carico della provincia, dopo oltre 100 anni non è più sicuro. Gli studenti dal 13 settembre frequenteranno le lezioni tra la succursale di via Belzoni al Portello e l'ex Enaip vicino al Marconi in via Manzoni. L'appello dei professori si conclude con un SOS perché lo storico palazzo, dal quale sono usciti fior di artisti e docenti dell'arte padovani, anche per la sua collocazione rimanga vivo. All'interno sono ospitate importanti collezioni di opere d'arte. Ed ora le immagini della prima vendemmia analcolica per uno spumante che punta ai mercati internazionali in cui manca una cultura dell'alcol come quelli islamici. È iniziata così la prima vendemmia analcolica realizzata a Mareno di Piave. Sarà capitato spesso a chi è astemio di ritrovarsi a brindare ad un matrimonio o a Capodanno con un bicchiere di acqua o di succo di frutta, mentre tutto intorno risuonavano cincin a base di un buon vino. Ora anche per chi non ama gli alcolici o non può berli per motivi di salute o religiosi ci sarà la possibilità di gustare un bianco rigorosamente senza alcol. Mi sono accorta che per qualche ragione non tutti potevano brindare col calice elegante, lo stile italiano, lo stile veneto. E allora ho creato un prodotto che fa brindare tutti.
È un brindisi ideale per lo sport, per i mercati islamici dove non è ammesso l'alcol. Il brindisi in questo caso è qualcosa invece che porta gioia e felicità. Da oggi lo spumante analcolico entrerà anche nei reparti di oncologia con il protocollo d'intesa firmato tra i produttori e la fondazione Altre Parole Onlus, un modo per portare leggerezza laddove molto spesso la spensieratezza è assente e le bollicine vogliono essere un modo in più per rendere la degenza ospedaliera meno dolorosa. La possibilità di stappare una bottiglia, la possibilità che i nostri pazienti bevano questo vino analcolico dà loro la possibilità anche di essere più allegri, più felici per qualche momento. Ed ora siamo in grado di proporvi il servizio della tragedia in A4 avvenuta nel pomeriggio, che è costata la vita ad un camionista e lunghe ore di ritardo per quanti percorrevano l'autostrada rimasta bloccata. Sentiamo. Lo schianto è poco dopo le 14 all'altezza del chilometro 437 tra San Stino e Cessalto, lungo la 4 in direzione Trieste. 3 i mezzi pesanti coinvolti nell'incidente, la cui dinamica non è ancora chiara. L'autista di uno dei camion è rimasto incastrato nella cabina di guida. All'arrivo dei soccorsi per lui non c'era più nulla da fare. Feriti un adulto e un minore che si trovavano a bordo di uno degli altri tir con targa croata. Coscienti all'arrivo dei vigili del fuoco che li hanno aiutati a liberarsi delle lamiere. Sono stati portati in ospedale e non sono in pericolo di vita. Il terzo mezzo coinvolto era un'autocisterna piena di gasolio. Il carburante è colato sulla strada, creando ulteriori difficoltà ai soccorritori. Per lunghe ore entrambe le corsie sono rimaste bloccate in un tratto lungo circa 5 km, costringendo anche i mezzi di soccorso a procedere contromano per arrivare sul posto. Imponente l'impegno dei vigili del fuoco con squadre da San Donà, Motta di Livenza e Treviso. Massiccia anche la presenza della polizia stradale, aiutata dal personale di Autovie Venete a riorganizzare la circolazione sull'autostrada. Le entrate di Cessalto e San Donà sono rimaste chiuse fino all'imbrunire, insieme all'ingresso in A4 dalla tangenziale di Mestre. È stato inoltre attivato il bypass attraverso la 27 e la 28. A metà pomeriggio la coda nella direzione dell'incidente ha raggiunto gli 8 km. Ancora più imponente quella nella direzione opposta, creata dai curiosi che rallentavano per osservare l'apocalittica scena. 2 ricercatori padovani in partenza per il Polo Sud studieranno l'ecosistema a bordo di una nave rompighiaccio in una base internazionale. Sono 2 ricercatori italiani in partenza per l'Antartide per studiare un ecosistema tra i più complessi del mondo, un viaggio lungo e difficile per poi rimanere in quei luoghi per circa 2 mesi, una novantina le persone presenti nella base internazionale. L'attività è un'attività di campionamento di organismi, l'obiettivo della ricerca è quello di caratterizzare dal punto di vista genetico alcune specie target, quindi di particolare importanza della rete trofica antartica, quindi studieremo dei pesci, dei molluschi, dei crostacei ma anche dei microrganismi. Fondamentale anche saper mantenere la calma in condizioni difficili di convivenza in piccoli spazi. Il personale è selezionato anche per questo, la prima volta che si va in Antartide ma anche le volte successive vengono fatte dei colloqui con degli psicologi per mantenere, per verificare appunto l'idoneità anche dal punto di vista psicologico. Prima di accettare le candidature serve un periodo di addestramento per ricostruire le condizioni di vita dell'Antartide e saperle affrontare. Una prima parte teorico-pratica in cui si impara ad intervenire in caso di un ferito o di incendio, si apprendono i rischi e le soluzioni a questi rischi in ambiente freddo. E una seconda settimana sul ghiacciaio del Monte Bianco, dove si impara a montare una tenda, a costruire un rifugio nel ghiaccio, ad evitare i crepacci e anche a convivere con poche persone in un ambiente ristretto. Chiara rimarrà una cinquantina di giorni a bordo di una rompighiaccio tedesca, soffre un po' di mal di mare, ma l'orgoglio di far parte di una spedizione così importante supera tutto. A bordo della rompighiaccio tedesca Polarstern, che è uno delle imbarcazioni. Noi ci interessiamo della distribuzione di queste specie lungo la penisola antartica, la connettività tra le popolazioni di ogni singola specie, e sono dei fattori cruciali per comprendere qual è anche il potenziale di sopravvivenza di queste specie in un ambiente che si sta riscaldando.
Leoni d'oro alla carriera per Jane Fonda e Robert Redford, protagonisti della terza giornata alla 74esima mostra del cinema di Venezia. Premiazione nella sala grande del Palazzo del Cinema prima della premiazione fuori concorso del film. Poche star hollywoodiane hanno avuto una vita contraddistinta da atteggiamenti altrettanto risoluti e fieri come quelli esibiti da Jane Fonda nella sua carriera professionale, ha dichiarato il direttore artistico Barbera, un'esistenza segnata da passioni intense e vissute all'insegna dell'indipendenza da ogni forma di conformismo. Jane Fonda continua è tra le maggiori protagoniste della scena cinematografica contemporanea. Il Leone d'oro è il tributo doveroso all'impegno personale e alle brillanti qualità di un interprete che ha saputo dar vita a personaggi indimenticabili, dando prova di un'incessante capacità di reinventarsi pur rimanendo fedele a se stessa e ai propri valori, al proprio indiscusso talento d'artista. E sono giunti in laguna intanto anche George Clooney e Amal insieme ai gemelli. Siamo quasi in conclusione, si parlerà di vaccini in vista dell'inizio dell'anno scolastico, quindi questa sera nella nostra trasmissione 20 e 10 daremo alcune indicazioni utili ai genitori per non trovarsi impreparati al suono della campanella. In studio Ugo Lessio, segretario FISM Veneto, e Giovanni Gallo, dirigente del Dipartimento Salute e Igiene Pubblica del distretto di Treviso. E questa era proprio l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Il vortice Poppea è ancora in azione sul nostro territorio e dunque avremo condizioni di maltempo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto nubi, rovesci e temporali distribuiti su tutti i settori, come ci mostra la nostra grafica. Diamo uno sguardo anche alle temperature che risultano essere in ulteriore calo, con massime comprese tra i 18 e i 26 gradi, valori notturni attesi tra 13 e 17 gradi circa. Che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia? Anche qui condizioni di accesa instabilità, molte nubi con rovesci e temporali diffusi un po' ovunque. Vediamo anche le temperature, le massime risultano essere in calo, previste tra i 20 e i 27 gradi, minime intorno ai 16-17 gradi circa. E raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui rovesci e temporali diffusi più intensi sulle aree centro-meridionali della regione. Le temperature risultano essere in ulteriore calo, con massime attese tra 18 e 20 gradi, minime previste intorno ai 13-14 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati settentrionali lungo le coste e da sud-ovest al largo. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.